Buonasera a tutti e ben chiatas con Gnovis. Il presidente della regione Fedriga l'ha domandata al governo di poter applicare il nuovo decreto anti-Covid già di lunis, con una settimana di anticipo rispetto a ciò che ha prodotto Rome. Il Friuli Vignese Giulia di fatto dalla prossima settimana entrerà in zone sale dopo superati il limite di guardia per incidenze, terapie intensive e aris medicis. Al resto però anche modi di risolvere la questione dal new Super Green Pass, stanno che le strutture non sono anche preparate a fare la differenza entre la certificazione normale e che è rinforzata e riservata come vaccinazione che sono guariti. Il Super Green Pass al commenterà per poter entrare in ristoranti, bar, palestri, manifestazioni, cines, teatri e dentro di diversi altri locali. Il certificato tenuto col tampone invece sarà buono per rientrare sul paese di Vore e per doprare i mezzi di trasporto pubblico anche che urbani e regionali. Antimo una impennata di casi Covid in regione con un secondo saldo della positività dopo che di ieri sono 145 casi saltasfusta negli ultimi 24 ore a fronte di 1.156 tampons molecolari e 19.189 test svelti antigenics. 20 persone ricoverate in terapie intensive con 249 persone staccesate in saris medicis. 4 i morti registrati negli ultimi 24 ore, una femmina di 95 anni di Muie, una di 92 di Trieste, un uomo di 87 di San Durli da Laval e un di 74 di San Giorgio di Noiar. Non sono passati neanche 24 ore di quanto che ieri è stata annunziata e già è fallita la festa dal prim dall'anno Novax, organizzata all'Ignan di diversi movimenti contrari agli vaccini. Il sindaco Luca Fanotto l'ha domandata e ricevuto la conferma formale dal Bella Italia e Fa Village che la manifestazione non si farà. La festa, organizzata di int private, va svuti e si fatte dentro dall'aria dal Bella Italia che invece la deciduta in tunque le giunte comunali di scancellare tutte. Il sindaco ha panduto in una notte la propria soddisfazione, clamando a un senso di responsabilità di bande di tutti in un momento così tan delicato per la regione e per tutto il paese. Dos scritti di minacce ai confronti dal presidente della regione Massimiliano Fedriga sono stati fatti su un edificio abbandonato a Osof. A denunciare il fatto è stato il sindaco Luigino Bottoni. E salte su sempre di più un'asse che non può essere chiata giustificazioni alla pubblicata su Facebook il sindaco e che non si può essere accettata la maniera più assoluta. Il comune di Osof, alla sede del Princittadin, farà denunce quindi che trasportiare l'edificio in maniere offensive. Aliere da ora schiampa in Romania sunt un corriere ma non è arrivato a sghindare il controllo dalla polizia. Un rumen di 46 anni, latitante, è stato individuato dentro dal veicolo diretto in Romania in un controllo dall'Isert. L'uomo aliere ricercato dalla procura di Trieste per un grande numero di reati con una pena di scontata di 6 anni, 7 mesi e 20 voti dis. Alle dunque è stato fermato e menato in prigione al Coroneo per patire lì la sua detenzione. La tenuta dagli entrati e il risultato della trattativa con lo Stato sui pazzi finanziari potrebbe importare 265 milioni di euro in più a disposizione rispetto alla finanziaria dal 2020. Questi numeri, spanduti dall'assessore regionale Barbara Zilli in tai lavori dalla commissione consigliare dentro dall'illustrazione di bande dalla Giunta e dai strumenti dalla prossima manovra di bilancio. E viene presentata in prima commissione dal Consiglio regionale la manovra finanziaria per il 2022. Ieri una manovra importante che metti 265 milioni di euro in più rispetto all'anno passato. E è importante perché non abbiamo avuto la possibilità di mettere queste risorse grazie alla rinegoziazione dei passi finanziari con il governo e grazie anche al fatto che le centrali della regione hanno tenuto. Come la sfida alle viodi, c'è mucche che le risorse in più avvegneranno metodi a benefici del sistema regionale, perché una parte di questi saranno anche di bene destinazione
visto che si attenta a ciò che succede con la recrudescenza del virus e anche alla manovra fiscale che lo fa il Parlamento italiano, lì che ha stilato l'IRAP e l'IRPEF e ovviamente tutti questi riformi saranno di tenere in sicurezza gli scassi da regione. I campioni dal sport ad eventi in testimonial, quinti della violenza sulle femmine, in un video che sarà mostrato tra gli scuoli dalla nostra regione, non sarà presente il presidente del Consiglio regionale Zanin. Io credo che la Commissione Pari Opportunità della Regione, col Consiglio regionale, aveva in tutto un strumento, un video che favela ai nostri giovani e alle nostre giovani con messaggi di speranze fatti dai sportivi importanti dei nostri Friuli che sono esempi per i nostri giovani e io credo che questi messaggi contro la violenza contro le femmine siano dentro i nostri giovani fin da subito. Con questo si può creare una comunità, un insieme, una società che sia più attenta alle femmine, sia altrettanto convinta di punire in maniera forte qui che fa contro le femmine violenze. Grau potrà in Kurt avere un vero e proprio museo sottaghe. Di fatto il relitto dalla nave romana conosciuto per grado 2 con l'Ade a Picca all'arco della località balneare si potrà visitare Luca di pochi in completa sicurezza diventando così il primo caso di queste sorte in tutta Italia. Si sono concluduti le prime operazioni per delimitare l'area di ricerche e per risolvere dalle visite subacquei sarà strutturata anche un museo digitale con realtà aumentata e postazioni virtuali. La NAF, già un lavoro interessante per consò, ha dentro anforis che si può datare alla seconda metà del X secolo prima di Cristo, prima della fondazione di Aquilea, così che venga il carico più antico di tutto l'Adriatico centro-settentrionale. E è cominciata ieri mattina la tradizionale Fiera di Santa Caterina a Udine, appuntamento che l'anno passato è risaltato per colpa della pandemia di Covid-19. A decenni si espositori che hanno risponduto alla clamata dal comune, come che non sconta l'assessor Franz. Ho anche al Giardin Grande, sono un contento che stanno di tornare a vedere la Fiera di Santa Caterina, che fa parte delle nostre storie, delle nostre tradizioni. Penso che risale al 1400, quindi fa parte del patrimonio storico e culturale della città di Udine. E sono contento di vedere tantissimi sbancarelli, si augurano che abbiano un'adeguata partecipazione, che i cittadini si vengano in casa, in modo tale che poi anche avere un ritorno economico, perché non stiano a dimenticare che il momento è comunque complicato. E anche i giranti che fanno le sbancarelle sarebbe il vedere che sono i giovani che stanno controllando che non solo che vedono il Green Pass ma anche che indossino la mascherina, che è importantissimo che il momento capace che non vendi dismentirsi il momento che stiamo attraversando, però il fatto di stare qua all'aria viarte, insomma, e di poter passeggiare tranquillamente è un momento importante anche per socializzazione che noi abbiamo bisogno, quindi un momento importante sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale. Anche per lo signor Teledut, si torna a iodi domani sera sempre dalla Snuvman col Vinci. Mandi.